Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a Nord-Est, prima della pagina politica. Qui con me, ve la mostro, è già qui pronta, battagliera Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia. Buongiorno Gardini, i temi sono tanti ma poi li passeremo tutti in rassegna, perché qui mancano 20 giorni sostanzialmente, insomma c'è tanto ancora da dire. Prima però ci colleghiamo con Montebelluna. Perché Montebelluna? Perché ormai sta entrando nel vivo il Palio del Vecchio Mercato, edizione numero 32, che domani vi trasmetteremo in diretta a partire dalle 15:45. Dico bene, Nicola Palumbo, presidente dell'Ente Palio? Sì, certo Cristian, benissimo, guardi, siamo qua pronti, vede dietro di me c'è il mercatino storico da questa mattina alle 8. Siamo qui attivi, dietro c'è la postazione della contrada di busta al postale, che è una delle nostre 11, loro propongono insaccati, come vede ho delle soppresse dietro. Se io continuo così tra un po' mi attacco anch'io, perché sono in condizioni immonde, ma insomma si tira avanti in qualche modo. Ecco, a 12:30 eravamo collegati con l'altopiano di Asiago, dove abbiamo mostrato delle belle forme di formaggio asiago stagionato, e qui adesso lei ci mostra un altro scorcio del nostro Veneto, delle nostre eccellenze. Senta Palumbo, diamo un po' i numeri, di che evento stiamo parlando? 32esima edizione del Palio del Vecchio Mercato, che si svolge dal 1990 e che ha saltato un solo anno causa emergenza Covid, che conosciamo bene, che però ha saputo con passione e energia tirarsi su, e questa è l'edizione vera della ripartenza. Ne abbiamo comunque fatta una che l'anno scorso, un'edizione molto più piccola, che aveva dato comunque il segno di una voglia di tornare, ma questa è veramente l'edizione dei grandi numeri, perché le dico, solo ieri sera abbiamo avuto 10.000 persone in piazza, abbiamo avuto 2.000 persone a cena, e al concerto poi di Bengala Fire Samuel c'era la piazza colma in ogni angolo. Per chi è stato 2 anni chiuso in casa tra restrizioni, fasce colore, Green Pass, cose comunque magari giuste, però che hanno ristretto la nostra libertà, è stato veramente un ritorno alla vita che conoscevamo noi, che conoscevamo tutti. E quindi siamo molto contenti. Si entra nel vivo. Oggi pomeriggio ci sarà il Palio femminile, vado a memoria, domani mattina poi serata gastronomica e quant'altro, domani mattina la pesa, quindi il momento topico domani della mattina pesa. Sì. Domani mattina abbiamo alle ore 9:30 la benedizione dei carri. Lo devo dire, se no il nostro Dom si arrabbia, e ha ragione lui, l'altra volta me ne sono scordato. Benediciamo i carri, che non si sa mai. E poi dalle ore 11 la pesatura storica qui in piazza, così come si faceva a fine 800. Dalle ore 15:30 la sfilata storica, che per la prima volta scende e non sale, perché quest'anno sono anche i 150 anni dalla discesa del nostro mercato. La discesa del mercato in città ha decretato la nascita della città moderna. Tutto ciò che noi possiamo vedere oggi, palazzi, strade e vie, si deve a questo cambio di posto. E dalle 15:45 la grande diretta su Antena 3, la diretta per chi non può essere presente. Dalle 15:45, certo. Prima per una parte, l'ultima parte della nostra sfilata storica, e poi dalle 17 la gara dei maschi, che è la più attesa, perché sono 32 anni che si sfidano, e che per 8-9 giorni l'anno qui non ci si parla. Se c'è una ragazza e un ragazzo che magari convivono in quei giorni, una va a vivere da genitori, addirittura rovinate persino le famiglie, speriamo di no, insomma Palumbo. Allora, ne abbiamo formate anche negli anni, ne abbiamo formate, però tante le abbiamo anche questo ci rassicura. Palumbo, grazie davvero, lo avete capito, spettacolo garantito domani a partire dalle 15:45 qui su Antena 3. Grazie Palumbo, buon grazie a lei, grazie Palio. A tutti. Buona trasmissione. La politica però incombe, Elisabetta Gardini resta con me, arrivano anche gli altri ospiti, prima però un po' di meteo e pubblicità, fra poco. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Benvenuti al Meteo. Una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia in questo primo fine settimana di settembre. Vediamo insieme il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto la giornata di sabato si presenterà con un contesto piuttosto dinamico. Inizialmente avremo occasionali schiarite ma con tendenza ad aumento della nuvolosità. Precipitazioni isolate al mattino, dal pomeriggio via via più diffuse un po' dappertutto. Temperature in calo anche sensibile, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 25 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà in prevalenza asciutto in mattinata, a seguire invece frequenti temporali un po' dappertutto. Temperature minime sui 15-19 gradi, massime intorno ai 24-26 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà molto nuvoloso e nel pomeriggio ma soprattutto in serata saranno probabili rovesci o temporali. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 24-25 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Di nuovo in diretta e ripartiamo dalla politica. I temi sono tanti, mancano poco più di 20 giorni al voto, ma non possiamo non partire dal dato di oggi diffuso dalla CGIA di Mestre. Le tante famiglie italiane, quindi anche venete, a rischio povertà energetica. Parliamo solo per il Veneto di una cifra che oscilla tra le 125.000 e le 280.500 famiglie, un disastro sostanzialmente. Se guardiamo alle persone, quindi ai singoli individui, si va da un minimo di 292.000 veneti interessati a 487.000, quindi quasi mezzo milione. Povertà energetica cosa significa? Lo abbiamo detto anche prima, significa non potersi fare la doccia con l'acqua calda, non potersi riscaldare adeguatamente, quindi questo è lo spaccato, questa è la fotografia della CGIA, che dice anche chi è in maggiore difficoltà. È in maggiore difficoltà il lavoratore autonomo, chi non ha un reddito fisso. C'è anche una classifica delle province. Padova e Verona sono quelle che rischiano di più, seguite da Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo, Belluno. Questa è la situazione. In Italia, nel resto del paese, le cose vanno anche peggio, perché in Campania arriviamo a un massimo di 2 milioni di campani a rischio povertà energetica, 1.700.000 siciliani e così via discorrendo. Il Veneto, tra l'altro, è tra le regioni con il più basso rischio generale, eppure parliamo di quasi mezzo milione di persone. Da questi dati partiamo. Gardini, intanto vedo che si è collegato Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Baldan, buongiorno davvero. Saluti telespettatori. Fra poco arriva anche Paolo Perenzin di Sinistra Italiana. Partiamo da qui, Gardini. Che effetto le fanno questi numeri? Guardi, è una situazione davvero allarmante, basta anche incontrare le persone che in questi giorni ovviamente di campagna elettorale si incontrano in continuazione quasi H24 per capire la preoccupazione che sfiora a volte la disperazione delle persone che incroci. E siamo veramente in un'emergenza come non ne avevamo viste, le nostre generazioni non le avevano viste, forse dovremmo andare ai nostri genitori, ai nostri nonni, a seconda dell'età che abbiamo.
E dobbiamo intervenire subito, non possiamo perdere tempo. Noi diciamo che ci sono tantissime cose che si possono e si devono fare. Pur dall'opposizione appoggiamo convintamente da subito l'azione del governo Draghi di andare in Europa a chiedere sia il tetto al prezzo, anche se su questo io le devo dire che per la mia esperienza europea sono abbastanza negativa, non penso che lo otterremo. Non era assicurata dalle parole del ministro tedesco, sì. della von der Leyen, no? Conta poco, contano i paesi in questa cosa, perché l'Europa non ha una diretta, diciamo, come istituzioni europee non hanno una diretta competenza, quindi bisogna che i paesi siano d'accordo. Sappiamo che ci sono paesi, mentre la nostra situazione è così drammatica, ci sono paesi come, non so, la Norvegia, che anche se fuori dall'Unione Europea comunque diciamo in Europa, e l'Olanda soprattutto, che ha il mercato finanziario dell'energia, la borsa sull'energia, del gas, che invece ci guadagnano, e quindi è molto difficile avere la compattezza da parte degli Stati. Però noi sono più ottimista sul disaccoppiamento, no? Dal prezzo del gas al prezzo dell'elettricità prodotta da altre fonti, e qui penso che già questo sarebbe un buon passo per calmierare e abbassare in modo significativo i prezzi. Però noi abbiamo come Fratelli d'Italia nei nostri programmi l'idea di costituire subito un'unità di crisi, in modo che ci siano sia crediti d'imposta che interventi mirati a sostegno di imprese e famiglie, e soprattutto quelle famiglie che anche in caso di morosità perché non ce la fanno, debbano avere assicurato quel minimo che serve per questa traversata, che sarà Quindi una traversata bisogna subito difficile. tamponare la situazione, e dalle sue parole mi pare di capire che deve occuparsene già il governo Draghi. Le dice non c'è il tempo per aspettare il futuro governo. Assolutamente, il governo Draghi ha l'onere di governare in queste settimane come da Costituzione, ecco, non solo per gli affari ordinari, ma essendo la situazione straordinaria può assolutamente intervenire anche con interventi significativi, e ripeto, ha l'appoggio di noi che siamo all'opposizione, quindi penso che in questo senso possa essere un governo che ha il dovere non solo proprio di fare quello che serve. E poi ci sono tutte le cose da fare a medio e lungo termine, perché noi dobbiamo finalmente avere una politica energetica e non possiamo più essere così poco resilienti e così dipendenti dalle decisioni altrui. E questo è il tema, diciamo così, se guardiamo al medio-lungo Le devo dire periodo. anche, se mi permette, l'ultima connotazione, perché si parla molto in questi periodi dei rigassificatori, eccetera, eccetera. Beh, io ricordo che parecchi anni fa ancora c'erano 8 o 9, adesso non ricordo esattamente, ma erano 8 o 9 rigassificatori, progetti di rigassificatori in Italia, e l'unico che è stato fatto di quei 8-9 progettati è quello che sta qui in Veneto, a Porto Levante. Esattamente, che fu la giunta Galan a portare avanti e a concludere i lavori, per cui diciamo che c'è sempre stata una parte nel centrodestra responsabile, una parte politica rappresentata dal centrodestra responsabile e lungimirante, che purtroppo è stata bloccata e fermata da tutte queste politiche del no, che solo 24 ore ogni anno quantificava, diceva questa politica del no che blocca tutto sta costando all'Italia tot. Ecco, noi vorremmo finalmente che l'Italia fosse liberata. Difatti noi siamo energie da liberare, era lo slogan del nostro convegno ad Atreju, quindi l'Italia energie da liberare. Ed è arrivato anche Paolo Perenzin di Sinistra Italiana. Buongiorno Perenzin. Allora, Baldan ha sentito le parole di Gardini. Fratelli d'Italia sarebbe pronta, disponibile ad una tregua, diciamo così, in queste settimane e per appoggiare il governo nell'affrontare questa vera e propria emergenza. Il Movimento 5 Stelle? Ma guardi, io apprezzo le parole della collega Gardini, ma mi pare che stiamo arrivando tutti fuori tempo massimo. Il Movimento 5 Stelle 6 mesi fa, in un documento politico ben preciso presentato al governo, al Presidente del Consiglio e al suo governo, aveva elencato tutta una serie di punti di difficoltà, soprattutto dal lato energetico, che già emergevano lampanti. Tenga presente che
non è da adesso che i prezzi dell'energia, gas e elettricità salgono, è dal 2018, complice anche la pandemia, che poi ha richiesto un surplus di prodotti energetici per ripartire dallo stop in cui ci eravamo messi, in cui abbiamo dovuto forzatamente essere in qualche modo messi per il discorso dei lockdown, per cui è una cosa che viene da lontano. Noi l'avevamo già sottolineata parecchio tempo fa, che adesso tutti si svegliano improvvisamente e si accorgono di questi caro bollette che ovviamente ha raggiunto prezzi esponenziali e dicano adesso vanno trovate soluzioni, altro che vanno trovate soluzioni da questo punto di vista. Ci fa piacere che siano altre forze politiche partecipanti, ma siamo fuori tempo massimo, andavano fatte prima queste cose, assolutamente. E quindi Baldan significa che non si può più fare nulla? No, ma certamente che si può fare qualcosa. Noi abbiamo sottolineato i punti su cui bisogna agire. No, siamo partiti da quel discorso sugli extra profitti che noi abbiamo addirittura allargato non solo alle società energetiche ma anche alle compagnie assicurative e ad altre situazioni che si sono arricchite durante la pandemia, per cui riteniamo che sugli extra profitti di questa parte imprenditoriale che ha fatto profitti del 1000 per 1000 anche da questo punto di vista vadano prese assolutamente delle decisioni, l'abbiamo detto chiaro e tondo su questo. Se poi viene scritta una legge banale che invece di andare a colpire i profitti va a colpire l'IVA, all'interno del quale ci sono tutta un'altra serie di operazioni che le compagnie, le aziende produttrici in qualche modo evidenziano giustamente, questa non è colpa, voglio dire, del Movimento 5 Stelle, questa è colpa del governo che ha scritto male una norma che invece avrebbe dovuto e avrebbe meritato di essere molto più convincente, così come l'ha fatto l'Inghilterra, per esempio, oggettivamente, che ha applicato una tassa del 25% e mi pare stia funzionando. Le aggiungo di più, se noi abbiamo in questo caso la principale azienda energetica, che non è un'azienda qualsiasi, è un'azienda al cui comando, al cui capitale di controllo dell'azienda stessa ENI è di tipo pubblico, perché più del 30% è detenuto dal Ministero attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Credo sia ovvio che di fronte a una tipologia aziendale di questo tipo, per quanto sia una multinazionale e quotata, un ristorno degli straordinari utili avuti in questo semestre. Lei dice è lì che bisogna andare a colpire. C'era Gardini e Basita, perché? La vedeva un po'... Perché non può dire, cioè ci sono delle forze che sono forze di maggioranza e il 5 Stelle, vorrei ricordare a chi ci ascolta e anche al collega che ha appena parlato, che sta al governo dall'inizio di questa legislatura, quindi non è che può dire il governo siete voi e faccio presente che proprio i 5 Stelle sono i rappresentanti di quel partito che è molto più ampio di quello di 5 Stelle del no, perché eravate no TAP, no TAV, no drill, tutto no. E per esempio noi abbiamo un tesoro nostro italiano di gas nell'Adriatico che è stato totalmente messo sotto chiave, perché all'inizio degli anni 2000 se ne prendeva tipo 20 miliardi di metri cubi, siamo arrivati a raccoglierne soltanto 3 miliardi di metri cubi l'anno, e quando sappiamo che c'è la Croazia che invece sta prendendo il gas esattamente da quei giacimenti. Quindi, a cui noi abbiamo volontariamente rinunciato. Quindi anche chi l'ha fatto male, l'aveva detto subito il nostro Tremonti, dice guardate che quella norma è scritta male, per cui dei 10 miliardi previsti di raccolta dall'extragettito ne è arrivato soltanto 1, ma perché si era visto che era scritto male, però è sempre il 5 Stelle è il socio di maggioranza, è il partito più numeroso, che ha più eletti in Parlamento, quindi è quello che ha più peso all'interno del governo. Perenzin, lei è stato sindaco per 10 anni di Feltre, è un amministratore di lungo corso. Noi parliamo spesso di famiglie e imprese giustamente in difficoltà, ma in difficoltà ci sono anche le casse pubbliche, gli enti locali e quant'altro.
Cosa si deve fare nell'immediato? Gardini dice bisogna recuperare e ripristinare anche queste trivellazioni nell'Adriatico, non deve più essere un tabù. È un argomento che la convince, visto da sinistra? Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per l'invito, ma assolutamente no, credo sia un argomento assolutamente fuori dall'orizzonte in questo momento qua. Bisogna partire da quello che diceva il collega di 5 Stelle, bisogna assolutamente andare a riscuotere e incassare gli extraprofitti. Noi come Alleanza Verdi-Sinistra chiediamo da tempo che sia portata addirittura al 100% dell'extraprofitto, perché non è pensabile che ci siano le grandi multinazionali che lavorano con il gas e anche Eni che hanno fatto questo extragettito in questi mesi avendo acquistato il gas anni fa e prima che fosse a questi prezzi. Per cui questa è una mera speculazione e quindi è giusto e doveroso che sia restituito a tutti quello che io considero un maltolto. E su questo io rilancerei la palla a Gardini e direi su questo dobbiamo tutti assieme collaborare e fare un fronte assolutamente unico e compatto per far capire e far passare chiaramente il messaggio che questi extra profitti sono stati ingiustamente accumulati e per cui bisogna quanto prima procedere su questo. E dicono tra l'altro, mi scusi Perenzin, dicono che il ministro bellunese Daniele Franco stia in qualche modo rivedendo proprio questa norma in questi giorni, stia facendo anche i conti sull'extra profitto che sta arrivando appunto dalle imprese, però è tutto un po' in evoluzione, bisognerebbe accelerare quindi. Bisogna da una parte accelerare, dall'altra io dico ci può essere un problema di norma scritta male, ma dall'altro se siamo un sistema paese non è accettabile che la prima risposta delle imprese che hanno fatto gli extra profitti sia quella di fare i ricorsi al TAR contro il cavillo della norma. C'è un problema di tenuta complessiva del paese e su questo bisogna che tutti quanti facciamo fronte comune. Lei diceva giustamente prima, ho amministrato per 10 anni, da qualche mese non sono più sindaco, ma gli enti locali in Italia non saranno in condizione di chiudere i bilanci se non si è in condizioni di attingere agli extra profitti per ristorare almeno parzialmente quelli che sono i costi delle utenze dei comuni. A novembre bisogna accendere il riscaldamento nelle scuole, da noi che siamo in montagna forse anche un po' prima. Ecco, poi mi consenta di dirle una cosa se posso, perché credo rimanga un po' fuori dal dibattito ed è veramente assurdo. C'è una sorta di coazione a ripetere nel nostro paese, per cui purtroppo amatissimo paese l'Italia da tutti noi ha un grosso problema, abbiamo tutti, ci metto dentro un grosso problema che è quello di non essere capaci di fare programmazione a 10 a 20 anni. E per cui quando poi capitano le emergenze come l'attuale siamo lì che rincorriamo soluzioni del passato. Non dobbiamo cadere nella trappola e nel tranello anche questa volta di ricorrere a soluzioni antiche per un problema che invece è quello di renderci autonomi definitivamente dalla dipendenza delle fonti fossili che noi, per quanto ci sia qualcosina sotto l'Adriatico, è inutile girarci intorno, non abbiamo. E c'è una strada sola ed è quella di spingere assolutamente con forza e con efficacia sulle rinnovabili. Si dice non ci si arriverà mai, non corrisponderanno al fabbisogno. Tanto per dirne una, è un dato assodato e oggettivo che se si fosse continuati nel trend di implementazione per esempio del fotovoltaico che in questo paese è stato raggiunto nel 2012, 13, 11, 12, 13 in quel triennio lì, ora avremo una dipendenza dal gas russo di gran lunga inferiore all'attuale. Perciò l'invito che noi facciamo come Alleanza Sinistra Verdi è: prendiamo sul serio la crisi climatica. Non ci toglieremo mai dalla crisi climatica fino a quando continueremo a produrre CO2 e a dipendere dalle fonti fossili. Abbiamo le tecnologie, abbiamo le competenze, abbiamo le conoscenze per essere in condizione in questo momento di fare un poderoso piano nazionale sulle rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico e sull'eolico. Quindi le trivellazioni, per semplificare, in Alto Adriatico è un ritorno al passato, sono un ritorno al passato, Baldan. Da questo punto di vista lei e Perenzin avete un'idea molto simile, c'è da chiedersi perché non siete alleati e qui ovviamente apriamo un altro capitolo. Baldan.
Questo ovviamente non so risponderle, perché ovviamente noi abbiamo deciso di correre da solo e questa è la linea che il Presidente Conte ha intrapreso, perché riteniamo di avere delle caratteristiche che sono, per quanto i media in qualche modo parlino soprattutto di un bipolarismo sinistra-destra, noi riteniamo di essere differenti da una parte e dall'altra, quindi queste sono state decisioni prese, io non sono in grado su questo di rispondere. Faccio un passo indietro. Le chiedo, decisioni irreversibili, Baldan, sono decisioni irreversibili? Queste prese dalle segreterie? Conte ha risposto molto chiaramente. Noi abbiamo detto che abbiamo delle caratteristiche ben precise in tema di transizione, di sostenibilità ambientale, di dignità ed equità sociale. Sono punti fondanti del Movimento 5 Stelle che lo mette, nel caso non ci fossero, lo metterebbe in discussione completamente. Quindi questi sono i nostri punti verso una tendenza progressista con la P maiuscola. Se ci sono forze politiche all'interno di questa forza progressista che sono in grado di abbracciare quelli che sono il nostro DNA, le nostre caratteristiche principali, noi siamo a disposizione, non abbiamo mai detto il contrario. Poi il Presidente prenderà le sue decisioni, però questo non è un problema, purché si converga su alcuni punti che per noi sono fondamentali. Quando adesso tutti, mi viene da sorridere, perché guardi, c'è un fenomeno in finanza che si chiama greenwashing, no? Che è derivante dal fatto che molti si riscoprono una verginità ESG non avendo magari nessuna di queste caratteristiche o una di queste caratteristiche previste dagli standards dell'ONU. Ecco, mi pare che anche in politica stia arrivando una cosa di questo genere. Scopriamo, non è il caso di Fratelli d'Italia, perché se siamo ancora fermi ai rigassificatori, siamo lontani un milione di chilometri, ma scopro che adesso improvvisamente tutti sono ambientalisti, dobbiamo correre, certo. Noi lo sosteniamo da anni, abbiamo detto che non è più il tempo di camminare ma bisogna correre. Da 2 anni proponiamo a livello per l'energia elettrica, proponiamo le comunità energetiche, sul quali io rammento sempre, tanto per farle un esempio, visto che lei citava prima dei dati della CGA di Mestre inerenti il Veneto. Il Veneto ha approvato la legge sulle comunità energetiche qualche mese fa, non anni fa. E questo è un dato oggettivo su cui ragionare. Perché non si è creduto in questa situazione qui? Perché ha dimostrato che possiamo fare energia pulita a 0 emissioni e riducendo i costi di almeno il 30-40%. Tema connesso, tema collaterale è quello del super bonus 110%, che è stato rilanciato tra l'altro proprio in Veneto da Giuseppe Conte nei giorni scorsi. 110, bonus 110 che dice Conte non deve essere abbandonato. Sentiamo Giuseppe Conte. Ma noi siamo testardi e non ci fermiamo su super bonus, misura fondamentale per realizzare la transizione energetica ed ecologica. Bisogna adesso sbloccare quella cessione dei crediti, perché ci sono delle aziende che hanno creduto allo Stato e devono assolutamente essere sostenute dallo Stato. Quei cassetti si devono svuotare, li svuoteremo, anche se questo governo non ha voluto fare nulla e si è messo contro. Ecco, il tema c'è, perché è un tema questo molto concreto. Ci sono tante aziende attualmente in difficoltà proprio per il meccanismo della cessione dei crediti. Il nodo andrà sciolto in qualche maniera, Gardini? Guardi, questa è la dimostrazione ulteriore di quanti danni abbiano fatto al governo, perché sono totalmente incapaci di scrivere delle norme coerenti e che non creino danno, e il danno adesso bisognerà in qualche modo tamponarlo. Ma il principio era giusto, quello del super bonus? Ma doveva essere fatto completamente diversamente, e forse 110 poteva essere anche eccessivo, ma soprattutto se volevano fare quella scelta lì avrebbero dovuto fare dei controlli a monte e rendere la cosa più lineare. Noi abbiamo subito indicato dei problemi, però veda, adesso noi dobbiamo veramente...
che Conte vada, no, il reddito di cittadinanza, super bonus, va a continuare a sostenere delle norme che hanno fatto loro, le hanno fatte male, partivano da dei principi giusti ma le hanno declinate malissimo ed è sotto gli occhi di tutti, sia quello che ha combinato il reddito di cittadinanza concepito da loro, sia quello che ha combinato il super bonus 110 realizzato da loro, e noi oggi ci troviamo con un paese che, al di là delle problematiche internazionali che stanno affrontando tutti, parte con degli handicap, gestione della pandemia, delle cose terrificanti. Ma se mi permette 2 parole su quello che è stato detto. Sugli extra profitti noi siamo tutti quanti d'accordo, anche noi, tant'è che anche noi nel programma abbiamo tutta una serie di cose, degli automatismi per ridurre accise e IVA, perché sennò lo Stato diventa alleato degli speculatori, speculatore lui stesso, perché fa i profitti sulle speculazioni. Quello uno Stato non lo deve fare assolutamente, però diciamo anche che le rinnovabili benissimo, ma la tempistica nelle cose è giusta. Noi dobbiamo avere un periodo di transizione, e nella transizione verso le energie pulite, che ancora non sono totalmente in grado di rimpiazzare, anzi se lei va a vedere tutti gli studi di istituti terzi, al 2050 ti dicono che c'è ancora un ruolo importante dei fossili che andava sempre a scalare, ma non possono essere cancellati tout court, e il gas in questo senso, essendo tra i fossili il più pulito, è una fonte irrinunciabile proprio nel momento della transizione, perché faccio un solo esempio: se noi, al di là che col fotovoltaico abbiamo riempito di soldi la Cina ed è costato di incentivi tantissimo alla collettività, nulla viene gratis, un 20% di quello che si paga in bolletta era costo da tanti anni, era il costo sostenuto dalla collettività per rendere, diciamo, in qualche modo efficienti e abbordabili le rinnovabili. Ma guarda quello che sta succedendo con l'auto. Allora, se noi non diamo il tempo alle nostre case automobilistiche di seguire una transizione all'elettrico, noi torneremo ad essere, invece che dipendenti dal gas della Russia, dall'elettrico della Cina. Mi domando, punto di domanda, è una cosa buona? Non è buona neanche per l'ambiente, perché la Cina produce l'elettrico usando il carbone, non è sicuramente attenta agli standard ambientali, mentre invece oramai i nostri Euro 6 sono, perché non deve guardare soltanto, va benissimo se lo uso in centro, il tram elettrico, l'auto elettrica in centro città, certo io sollevo la città dall'avere tante emissioni, ma nel computo, se guardo da quanto io costruisco la batteria, costruisco l'elettrico, a quando poi lo devo smaltire, alla fine l'Euro 6 per i nostri paesi è più amico dell'ambiente dell'elettrico al momento fatto in Cina. Quindi lei dice serve un approccio pragmatico. Certo. Per Enzin, tornerei sul punto anche del super bonus 110, perché poi di questo bonus hanno beneficiato per certi versi anche le amministrazioni pubbliche, l'edilizia e quant'altro. Quindi le chiedo, è una strada che dovrà essere percorsa ancora, questa del 110. Lei come la vede anche da amministratore pubblico? Ma io non ho nessun problema a riconoscere che questa è una delle misure che i 5 Stelle hanno fatto bene ad intestarsi a portare avanti nei governi in cui sono stati. Ci sono anche qua dei problemi di normativa da mettere a posto. Forse si può fare un ragionamento, anziché sul 110, se facilita la questione della cessione del credito, anche di andare a percentuali inferiori, potrebbe valere un 70, un 80, purché ci sia la garanzia che è una misura che diventa strutturale. Quello che io ho visto da sindaco è che nel giro di pochi mesi abbiamo iniziato ad avere ritardi di 4, 5, 6 mesi nella risposta e nell'evasione delle pratiche urbanistiche. Perché? Perché sono tantissimi cittadini che hanno deciso di attingere a questa misura. E questo va assolutamente nella direzione giusta, perché noi stiamo parlando di produzione di energia. La frontiera vera è verosimilmente quella del risparmio dell'energia e del risparmio dei consumi. Se io ho delle abitazioni che sono coibentate, che usano sistemi di energie alternative, le pompe di calore, il pannello fotovoltaico,
consumano meno, non hanno bisogno di essere alimentate e contribuiscono a migliorare sensibilmente la qualità dell'aria. Quindi questa misura, in qualsiasi forma si decida di ristrutturarla, se mai c'è bisogno di ristrutturarla, io credo che debba addirittura diventare una misura strutturale. Ecco, poi per tornare alla domanda di prima, come Alleanza Verdi-Sinistra noi abbiamo lavorato a lungo per cercare di fare in modo che la coalizione alternativa alla destra potesse essere la più ampia possibile. Ci sono state condizioni, nemmeno io ovviamente sono in condizione di padroneggiarle, ma che non l'hanno reso possibile, forse prima su tutte la tempistica in cui si è avvitata questa crisi di governo e che è precipitata, e su questo vorrei dire è la destra che è responsabile in primis della caduta del governo e di aver esposto l'Italia in un periodo così delicato durante l'estate, quando la gente è in ferie, ma soprattutto quando il resto del mondo non sta girando esattamente benissimo, a dover pensare a una campagna elettorale. Al netto di questo voglio anche dire, siccome non mi interessa, forse a differenza dell'amico Baldan, dire chi è arrivato prima sulla sostenibilità, quello che posso dire con gran forza è che il senso politico dell'Alleanza Verdi-Sinistra è esattamente quello di portare il messaggio che il modello economico attuale è lo stesso, identico, che crea le sperequazioni sociali da una parte e dall'altra parte la crisi climatica. Noi ci siamo, non ci interessa fare la gara a dire chi è arrivato prima, ci interessa dire quali sono le misure che funzionano. Sicuramente questa di insistere assolutamente con misure strutturali sul risparmio dell'energia e con misure tipo quella del 110 è una misura che va nella direzione giusta. Cittadinanza voluto dal 5 Stelle è una misura che funziona? Scusi, poi se mi ripete la domanda mi scusi. No, per Enzin, chiedevo sempre per Enzin il reddito di cittadinanza. Lei ha detto il super bonus 110 è una misura che va rivista ma che comunque tutto sommato funziona e va resa strutturale. Intende lo stesso anche per il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza è stato un altro strumento importante in direzione di cercare di portare una riperequazione, una redistribuzione di ricchezza. Guardate che in Italia oggi il 5% della popolazione ha la stessa identica ricchezza, il 5% più ricco ha la stessa identica ricchezza dell'80% più povero. Quindi è evidente che dobbiamo mettere in campo misure di redistribuzione delle ricchezze perequative. Il reddito di cittadinanza è stata una di queste misure, o quantomeno un tentativo in questa direzione. Ci sono distorsioni che vanno sicuramente corrette. C'è anche da dire che nel momento in cui era appena partito l'istituto del reddito di cittadinanza, sostanzialmente è scoppiata la pandemia e non si è riusciti a fare quello che l'avrebbe probabilmente resa maggiormente efficace e più mirata, e cioè quella del famoso sistema delle persone che devono controllare. Certo. Perché chiaramente la distorsione non può essere che uno prenda reddito di cittadinanza, rinunci a offerte di lavoro o addirittura stia a casa sua senza nemmeno mettersi alla ricerca. Bisogna evidentemente sapere che il reddito di cittadinanza deve essere uno strumento che garantisce le persone in una fase, fra una fase e l'altra, di una ricerca di lavoro. Su questo sicuramente c'è da fare di più. Ma chiediamo direttamente a Baldan. Baldan, ecco, nel caso di un governo con una componente a 5 Stelle, questo reddito di cittadinanza resta così com'è o si cambia qualcosa? Guardi, noi non abbiamo mai detto che il reddito di cittadinanza, così come il super bonus, poi che assieme anche al fondo di indennizzo dei risparmiatori, sono state 3 riforme che se ne dica epocali, che non si vedevano in questo paese da 30 anni e sono di matrice 5 Stelle, ci assumiamo tutta la bontà di queste riforme. Sul reddito di cittadinanza non abbiamo mai detto questo, abbiamo detto che può essere migliorato soprattutto dal punto di vista delle politiche attive, anche se su questo bisogna fare chiarezza, perché alle regioni è stato dato oltre 1 miliardo per le politiche attive e non hanno fatto solo il 20-30% di quello che andava fatto, quindi su questo andrebbe fatta una seria analisi per capire. Credo che in questo momento, e lo porteremo avanti, il reddito di cittadinanza sia necessario in una situazione poi così delicata come questa. Stiamo parlando di un reddito di poco più, così come la pensione di cittadinanza, di poco più di 500-600 euro, che riguarda poi 2/3 di lavoratori
che sono anche inabili al lavoro, se ci sono le condizioni, così come anche per il super bonus, per migliorarlo, noi siamo a disposizione. Il super bonus si è incagliato sui crediti fiscali con un'assurdità totale, perché poi anche lì bisognerebbe andare a raccontare com'è, perché stiamo parlando del 3% di quelli crediti riguardanti poi un intermediario che non era nemmeno bancario, perché dal punto di vista bancario invece è filato nei controlli, è filato tutto complessivamente liscio. Il super bonus è nato per riqualificare e andare incontro alla transizione, non è nato per i crediti fiscali di qua e di là, e quindi su questa base qui l'abbiamo inserito proprio per riqualificare un parco immobiliare e puntando alla transizione energetica che è vecchio in Italia degli anni 50-60. Se ci sono condizioni, così come ho detto poc'anzi per il reddito di cittadinanza, che siano migliorative, soprattutto dal lato delle politiche attive, ben venga. Se qualcuno invece si è fatto un'idea che quel reddito di cittadinanza debba essere tolto per portare i denari, la parte che lo riguarda, 8-9 miliardi di euro, in altri capitoli di spesa aleatori, noi non siamo assolutamente contrari. Tengo a precisare, un'ultima disamina, che il reddito di cittadinanza in questi 3 anni è costato circa 20 miliardi ed ha tolto dalla povertà più di 1 milione di persone. Non ho visto da parte di altre forze politiche, per esempio, dire qualcosa di riferimento al bonus di Renzi degli 80 euro che è costato più di 25 miliardi e che non mi pare abbia portato assolutamente a nulla e riguardava di cittadinanza è stato più 600 euro, di 15-28 mila euro di reddito. Lei dice il reddito di cittadinanza è stato più efficace. Gardini, nel caso di un governo Meloni che i bookmaker danno per probabilissimo, che fine fa il reddito di cittadinanza? Noi, così come è concepito, sparisce. Noi avremo sicuramente uno strumento di sostegno per chi ha diritto al sostegno, perché noi dobbiamo assolutamente essere vicini a chi non può lavorare, a chi proprio non può lavorare per limiti d'età, per problemi di salute o chi ha in famiglia disabili piuttosto che minori a carico, e quello però è un sostegno reale. Poi per gli altri noi dovremmo essere uno Stato che è in grado di aiutare le imprese nella loro missione, perché la missione delle imprese è creare posti di lavoro, è creare benessere, è creare sviluppo, è creare un futuro per i nostri figli, per i nostri nipoti. Quindi i soldi del reddito di cittadinanza vanno rigirati alle imprese? Assolutamente sì, per tagliare poi, partendo dal taglio del cuneo fiscale che noi immaginiamo che resti soprattutto nella tasca, in piccola parte alle imprese e in buona parte invece nelle tasche dei lavoratori, perché noi abbiamo salari molto più bassi del resto d'Europa, ma è nel netto, non tanto nell'ordo che c'è questo scalino gigantesco, perché sull'ordo siamo quasi in linea. Quindi queste sono cose vere da fare, perché quando io sento parlare i colleghi, io ho molto rispetto per le loro idee, però mi sembra di ritornare alla mia gioventù, quando negli anni 70 sentivo la sinistra che parlava di redistribuzione, ma il modello era quello sovietico, perché se tu redistribuisci quello che hai e non punti sullo sviluppo, se non hai una visione di sviluppo, noi difatti abbiamo un'Italia che redistribuisce alla fine povertà. Noi abbiamo un'Italia, basta uscire dai confini italiani per vedere paesi molto più moderni, le infrastrutture sono moderne, i porti, gli aeroporti, le stazioni, le strade. Perché in Italia è tutto no, è tutto depressivo, è tutto deprimente, si ha sfiducia nelle imprese, l'unica fiducia è nella redistribuzione. Non ha mai funzionato in nessun posto del mondo, ha soltanto creato povertà condivisa, basta. Pubblicità, ci fermiamo qualche istante, a fra poco. Di nuovo in diretta, i temi sono davvero tantissimi. Tra l'altro, prima di vedere le immagini di Meloni, stavamo parlando qui con Gardini di diciamo così, assetto istituzionale dello Stato e stavamo parlando di province. Per esempio, mi diceva la riforma del Rio del 2014 è stata un disastro. Poi chiedo anche a Baldan e Perenzina, che è
consigliere delegato, se non sbaglio, della provincia di Belluno. Così come la riforma del titolo quinto, quindi noi abbiamo una Costituzione che ha bisogno assolutamente di essere riequilibrata e rimessa in sesto, perché è stata stracciata da quelli che oggi senza tirare in ballo il tema dell'autonomia, lo faremo nelle prossime settimane, già lo stiamo facendo. Ecco, sul punto delle province, lei Gardini è per ripristinarle, perlomeno ripristinare le province elettive, quindi enti di primo grado? Guardi, qui parlo a titolo personale, perché voglio dire, la riforma costituzionale poi è una cosa che andrà rivista, e se noi ci muoviamo tra autonomia regionale e presidenzialismo, poi l'assetto poi verrà riequilibrato dagli esperti. Però io personalmente resto affezionata alle province elette direttamente dai cittadini. Questa provincia di secondo livello sta creando dei mostri, perché lo stiamo vedendo nel concreto, sta portando al fatto che il sindaco del capoluogo ovunque sta diventando anche il presidente della provincia, quindi risquilibra, perché la provincia dovrebbe anche avere il ruolo di riequilibrare il superpotere che ha il capoluogo di provincia. Certo. Se invece accentriamo tutto nelle mani del sindaco del capoluogo, facciamo cittadini di serie A e di serie B. Ecco, e questo è un tema, mi corregga se sbaglio, per Enzin particolarmente sentito in provincia di Belluno, dove alla richiesta di autonomia della Veneto si aggiunge anche la richiesta di specificità della provincia di Belluno. Lei che cosa da anche amministratore provinciale, che cosa si prefigura per il futuro delle province? Spero davvero che la prossima legislatura metta mano a una riforma organica degli enti locali dello Stato e che la faccia non, come dire, in previsione di una riforma di un titolo quinto. Questo è stato un errore clamoroso, aver voluto riformare le province in attesa della riforma del titolo quinto, quando si pensava che poi sarebbe passata quella riforma, che invece per fortuna, dico io, non passò. È stata una riforma, e è una riforma che ha degli effetti che sono veramente distorsivi, che mettono sostanzialmente nella paralisi gli enti provinciali. Poi attenzione, quando io parlo di una riforma istituzionale complessiva degli enti locali nello Stato, significa affrontare una riforma dal nostro punto di vista che sia in condizione anche di trattare diversamente territori che sono diversi. Io posso anche comprendere che nelle aree metropolitane, dove ci sono i grossi comuni capoluogo, forse la provincia possa essere un ente in più, ma allora in quel caso forse, anziché andare a renderlo di secondo grado, valeva la pena addirittura cancellarlo, mentre ci sono tante aree, tantissime aree del paese, come la provincia di Belluno, ma attenzione che la montagna costituisce il 50% dell'Italia, l'arco alpino, tutti gli Appennini. In Sicilia, in Sardegna ci sono montagne, e non riguarda soltanto la montagna, ma riguarda tutto il dibattito e la discussione sulle aree interne. Per esempio, io sono candidato, come sapete, nel collegio plurinominale del Senato. Il nostro collegio comprende la provincia di Belluno, di Treviso, di Venezia e di Rovigo. Ci sono aree interne a Rovigo, pensate al Polesine, pensate alla Laguna, pensate agli estuari, pensate alle isole a Venezia. Queste aree sono aree che hanno delle problematiche assolutamente comuni e che hanno bisogno di avere un ente di raccordo che sia più grande dei singoli comuni, che spesso e volentieri sono tanti, molto piccoli e incapaci da soli di fare una sintesi politica per il territorio, politica amministrativa per il territorio di riferimento. Per cui io sono assolutamente d'accordo nel dire che nella prossima legislatura bisognerà ripensare alla riforma degli enti locali, bisognerà che per questi territori, che sono quelli delle aree interne, ci sia un ente di area vasta, che è quello della provincia, che deve tornare ad essere elettivo in primo grado. Tra l'altro, diciamo una cosa per Enzin, la provincia di Belluno, così come Rovigo, che sono territori rimasti un po' a corto di rappresentatività, perché poi le posizioni utili in vista delle politiche del 25 settembre sono veramente poche. In provincia di Belluno forse l'unica è quella del senatore Luca De Carlo, e qui tra taglio dei parlamentari da 945 a 600 e scelte delle segreterie di partito si è in qualche modo esclusa la voce della montagna, per lo più.
Sì, io ecco, per esempio questo è uno dei punti che non ho condiviso invece delle battaglie totem, diciamo così, del Movimento 5 Stelle. Secondo me la scelta della riduzione dei parlamentari è stata una scelta che andava un po' sull'onda del taglio della spesa della politica. Non credo che il problema della politica in Italia fossero i milioni di euro che ha fatto risparmiare il taglio dei parlamentari. Quello che si verifica esattamente è proprio questo, perché chiaramente i territori più marginali, meno densamente abitati, sono i territori che hanno un bacino di voti inferiore rispetto alle aree metropolitane. E questo si sta vedendo esattamente. È la democrazia alla prova della logica dei numeri o viceversa. Baldan, per quanto concerne proprio la riforma istituzionale, la riforma delle autonomie locali, tra l'altro mi pare di ricordare che il Movimento 5 Stelle era rimasto fuori dalle elezioni di secondo grado delle province, è rimasto fuori perché appunto siete sempre stati abbastanza critici nei confronti degli enti provincia, o sbaglio? C'era stato anche un referendum, quindi da questo punto di vista mi pare si erano espressi anche i cittadini. Siamo ovviamente concordo su questo, una riforma degli enti locali va fatta perché si creano confusioni anche con la stessa città metropolitana, perché non è inspiegabile che il sindaco del capoluogo della città metropolitana abbia questo potere assoluto su tutto il territorio, quindi va in qualche modo dal mio punto di vista riequilibrato e rimesso mano sotto questo profilo. Per quel che riguarda il discorso della rappresentatività della legge elettorale, noi era nel nostro programma, noi avevamo detto di fare un taglio dei parlamentari perché ritenevamo che fossero ovviamente fosse un costo eccessivo anche in rapporto con tutto quello che accade all'interno dell'Unione Europea e negli altri stati. L'abbiamo fatto, è nel nostro programma, l'hanno votato la maggioranza delle forze politiche. Se poi non c'è stata una legge elettorale che non è stata fatta sufficientemente corretta per ridistribuire quelli che erano i pesi dei collegi elettorali in modo che ci fosse rappresentatività per tutti i territori, e questo ovviamente non è dipeso dal Movimento 5 Stelle. È giusto, però è corretto che dal punto di vista della rappresentatività, della specificità di alcuni territori, soprattutto quelli di montagna, ci possono essere da questo punto di vista degli enti rappresentativi molto vicini ai territori, elettivi, che in qualche modo sappiano governare e in qualche modo prendersi carico di queste specificità. La provincia di Belluno ne è un esempio, perché il territorio è assolutamente particolare e quindi bisogna anche conoscere, avere da questo punto di vista conoscenza e quindi trovare in qualche modo persone che siano in grado di andare a capire quali sono le problematiche in essere, perché poi avendo un carattere più ampio risulta molto difficile sotto questo profilo. Assolutamente. Allora, intanto ovviamente la campagna elettorale va avanti, i leader dei vari partiti stanno girando lo stivale. Giorgia Meloni ieri era a Cagliari, sabato 10 settembre, possiamo vedere, questa è la locandina diciamo così ufficiale, sarà a Mestre in piazza Ferretto alle 17:30. Meloni che per l'appunto ieri era a Cagliari, e a Cagliari è successo questo: il palco è stato di fatto invaso da un attivista LGBT. Vediamo com'è andata. Grazie. Sì, mi ricordo, me la vuoi lasciare? Me la vuoi lasciare? Mi ricordo. Il diritto al matrimonio e il diritto all'adozione. Va bene, tu vuoi tante cose, ognuno vuole delle cose. Aspetta, scusami, tu vuoi delle cose, non devi scappare all'estero, tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia, si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo, ci rispettiamo non essendo d'accordo. Grazie per essere stato qui. Ciao. Vabbè. Lo so. Va bene, hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che vuoi, fermi tutti, puoi fare quello che vuoi. Posso andare avanti? Grazie mille, grazie, gli facciamo un applauso perché, ragazzi, io rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credo, è una vita che ho il coraggio di difendere quello in cui credo. Perenzin, da sinistra, come valuta questa scena
che è diventata virale per certi versi. Io credo che se capitano scene di questo genere è perché evidentemente il clima è stato invertito e non da nessuno, e si sono create fratture all'interno della società dove si fa sentire qualcuno meno uguale degli altri. Non a caso il ragazzo diceva siamo tutti uguali. Loro non si sentono uguali quando ci sono leader nazionali come Giorgia Meloni, che pur dicendo, ed è legittimo per carità in democrazia quello che pensa, ma si dimentica alle volte, come dire, le regole minime della democrazia, che sono rispetto per le persone. Quando mette insieme in alcune tipologie, fra le devianze per esempio, questo la dice lunga su qual è il suo pensiero e su come la pensa. Ci sono partiti che ritengono che l'omosessualità, per esempio, sia una malattia e sono buoni se in qualche modo la lasciano curare. Guardate, io sul fronte dei diritti veramente credo che siamo un paese che ha ancora tanta strada da fare e non aiuta nessuno avere leader nazionali che cavalcano quelle che sono, come dire, magari le paure date dalla mancanza di conoscenza delle persone per una manciata di voti. Su questo bisogna fare una battaglia di civiltà. Noi come Alleanza Verdi-Sinistra siamo dalla parte della comunità LGBTQ. Quindi lei dice con un eventuale governo Meloni metterebbe a rischio i diritti civili per Enzin, mi pare di capire questo, sintetizzandolo. Io ovviamente non mi permetto di dire che cosa capiterà domani, però è sotto gli occhi di tutti quali sono state le dichiarazioni, le proposte, gli atteggiamenti fino ad oggi. Per cui spero, come dire, che da questi presupposti non ci sia un arretramento oscurantista su dei passaggi che faticosamente questo Paese stava facendo. Ecco, prima di sentire l'interpretazione autentica di Gardini, che fa parte anche dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, Baldan, lei come giudica questa scena? Ripeto il termine. No, anch'io non mi permetto, ma l'ha ripetuto anche il Presidente Conte, non stiamo parlando di un vulnus democratico, quindi assolutamente non credo ci sia pericolo per la democrazia. Quello che voglio dire in riguardo a Giorgia Meloni e ai Fratelli d'Italia non è tanto questi per quanto questo esempio che voi avete messo adesso e quello del video dello stupro siano stati due esempi che in qualche modo fanno estremamente riflettere su alcuni profili. Poi non so se dal punto di vista propagandistico per loro hanno avuto l'effetto che forse avevano sperato. Dico solo che io guardo i contenuti, siccome sono andato a leggermi il programma di Fratelli d'Italia, non trovo, sembra un bel libro dei sogni con nulla di concreto. Vi dico che bisogna stare attenti a produrre mari e monti e a dirlo alle persone, magari a un elettorato che è infantile, perché magari se poi questo diventa adulto rischi che ti corre dietro con i forconi. E allora quello che vedo di Fratelli d'Italia è proprio questo: se lei va a leggersi poi i punti, io ne cito due, flat tax e quel modello di nazionalizzazione di Telecom e all'Italia, che altro che anni 30-40, siamo agli anni 1900 e secondo me stiamo parlando assolutamente di poca cosa, e questo è il pericolo. Stiamo parlando di un programma che siamo in campagna elettorale, va benissimo, tutti promettono, è stato detto che una certa conservatoria dal punto di vista del bilancio con riguardo all'Unione Europea il centrodestra la manterrà, ma nella sostanza non si capisce da dove salta fuori tutto quanto, quelle coperture, tutto quello che serve per fare quel programma che ha delle assurdità e delle astrusità complete. Poi se vuole ne parliamo. Ne parleremo nelle prossime settimane sicuramente, e io chiudo con Gardini perché ci mancano proprio 2 minuti. Rimaniamo se possibile sul punto Gardini e rimaniamo appunto a quello che abbiamo visto a Cagliari. Che cosa dimostra Giorgia Meloni? Ma di essere quella donna aperta, democratica, ha affermato, se ha visto le persone che normalmente c'è su un palco un servizio di sicurezza e volevano bloccare il ragazzo, le ha detto no, fermi tutti, e ha dialogato e gli ha detto quello che mi sembra ovvio, ha detto io ti rispetto,
tu rispetto a me, è chiaro che abbiamo delle idee differenti. Meloni ha citato le unioni civili, io vedo una notizia in questo, cioè sembra quasi da questo scambio di battute che dica io non ho nessunissima intenzione di mettere mano sulle unioni civili. Ma assolutamente, ma vede, sa qual è la differenza anche qui che c'è tra centrodestra e centrosinistra? Allora, noi vogliamo difendere e garantire i diritti a tutti e di tutti, ma non ci piace dividere le persone in categorie, perché quello secondo me è la cosa più deleteria che è stata fatta in questo modernismo, no? Tu a che categoria appartieni? No, io sono una persona unica e irripetibile. Poi con tutte le mie sfaccettature, con tutte le mie caratteristiche, che sono sicuramente diverse, addirittura noi diciamo ci piace quella cultura e civiltà in cui siamo nati che ci ha detto che siamo unici e irripetibili, sostituibili sempre, ma unici e irripetibili. Però non vogliamo mettere in armonia i diritti di tutti. E invece quando i diritti vengono utilizzati politicamente diventano delle armi da utilizzare contro gli altri. Allora io penso che non ci sia bisogno per difendere i diritti anche di chi ha una sessualità diversa, catalogarlo in base alla sua sessualità, e non penso nemmeno che si debba cancellare la festa del papà o la festa della mamma o la festa di Natale per andare incontro alle esigenze di alcune comunità che ci sono nella nostra Italia. Io credo che dobbiamo essere una grande comunità dove vengono rispettati i diritti di tutti, dove quelli di base sono uguali per tutti, perché tutti nasciamo in una famiglia, tutti speriamo che ci sia lavoro, prosperità per tutti, la possibilità di educare, di istruire, che ci sia un ascensore sociale che funziona, che invece è stato bloccato. Non bisogna mettere in conflittualità i diritti esasperandoli. I diritti individuali in questo modo diventano delle armi. Noi invece diciamo: siamo tutti insieme, rispettiamoci, combattiamo per le nostre idee. Difatti l'applauso che ha fatto Giorgia è bello, perché dice: applaudite una persona che comunque viene qui, dove sa che non troverà persone che la pensano come lui nella maggioranza del gruppo presente, però viene a portare il suo pensiero. E così è, così siamo in una società in cui e non dobbiamo essere stigmatizzati per quello che pensiamo, né in un caso né nell'altro. Allora, siamo veramente alle battute conclusive, le vostre posizioni sono state chiarissime su tutti i temi che abbiamo passato in rassegna, quindi grazie Paolo Perenzin, Sinistra Italiana, grazie Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle, grazie Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, buona campagna elettorale, sicuramente ci aggiorneremo nelle prossime settimane. Solamente qualche flash, noi questa sera entriamo in diretta, come sapete, alle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Ritorneremo sull'incidente di questa mattina a Valdobbiadene, 5 ragazzi che sono rimasti coinvolti, vivi per miracolo, l'auto che è finita tra le vigne, l'ennesimo incidente stradale in Veneto e soprattutto nella Marca trevigiana, soltanto ieri un morto sulla Treviso Mare, questa mattina ci sono state scene di caos in A4 a Verona, è stata una notte complicata anche sul Garda, 2 i feriti gravi, quindi ovviamente vi racconteremo quello che è successo sulle nostre strade e ancora ritorneremo sull'allarme della CGA del Veneto, vi porteremo tanti esempi di bollette ormai fuori controllo, mostra del cinema di Venezia e ovviamente l'attesa per il rito di beatificazione di Papa Albino Luciani, di Papa Giovanni Paolo I. Domani in diretta dalle 10 come sempre su Antenna 3 le emozioni della piazza di Canale d'Agordo, terra natale di Albino Luciani, e poi la diretta anche da piazza San Pietro, dove appunto ci sarà proprio la cerimonia di beatificazione del beato bellunese, che è stato, lo ricordo, vescovo di Vittorio Veneto e poi patriarca di Venezia. Questo domani mattina alle 10, alterneremo quindi le 2 piazze, Canale d'Agordo che chiama Roma o viceversa, e poi nel pomeriggio alle 15:45 anche la diretta da Montebelluna,
ma per il 32esimo palio del vecchio mercato, come sempre rigorosamente su Antenna 3. Grazie alla regia di Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo, grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon pomeriggio.